Cosa aspetti? Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza. Buonasera Antonino, a te la linea. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora. Ma quanta poesia c'è solo in questi due versi dell'immenso Pierangelo Bertoli. Eppure soffia, anno di grazia 1976, canzone evidentemente influenzata, molti di voi lo ricorderanno, dal disastro di Seveso, il 10 di luglio di quell'anno, di quel 1976. Amiche e amici miei, ma non un memento importante per l'ecologia di questo paese e per l'ecologia del mondo. Difatti era negli anni, alla metà degli anni 70 più o meno, si è cominciato a parlare di avere una coscienza, oltre che una conoscenza ecologica. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata numero 1123 di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. Cara Natalia, buonasera a te, grazie, buona settimana. Ti saluta anche Antoniaccio. Domani sera scoprirete chi è Antoniaccio da Forlì nella puntata di Aria Fritta, perché ha terrorizzato Natalia, lo scopriremo nella prossima puntata. Comunque, cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane e chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659. Potete cominciare a mandare le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi, da subito.
Telefono stasera poco perché abbiamo un faccia a faccia molto lungo e anche la rubrica della nostra Carla De Bernardi, comunque 029294 7222, e naturalmente diamo anche un'occhiatina alle agenzie stampa. Vi dico questo: l'ambasciatore italiano in Svizzera è stato convocato a Palazzo Chigi dalla Meloni, dice l'ANSA, e 2 carabinieri in ginocchio minacciati da un colono. Tajani convoca l'ambasciatore di Israele. Fonti del governo: l'uomo ha puntato un fucile mitragliatore contro di loro e li ha interrogati. Erano in servizio al consolato generale di Gerusalemme. Dura protesta di Roma. La diretta a Torino, la presentazione di Foto ANSA 2025. Ancora alle Olimpiadi invernali, Lice a Milano Cortina per Venez e Rubio, l'annuncio di Fontana, poi la regione fa dietrofront. Sicilia, Niscemi, si allarga il fronte della frana, evacuate circa 1000 persone. La tempesta di neve, almeno 18 morti per l'ondata di gelo negli USA, ancora disagi negli aeroporti. Confindustria, economia quasi ferma, le tensioni gonfiano l'oro. Nella BBC Trump dice di aver avuto un'ottima telefonata con il governatore del Minnesota, Tim Walz, mentre naturalmente aumentano le richieste di investigare sulla sparatoria contro Alex Pritti, che è stato ucciso dall'ICE, l'agenzia appunto delle dogane e del contrasto all'immigrazione. Un'occhiatina anche a Iran International. Vi posso dire che 6 ore fa la portaerei Abraham Lincoln è entrata nel Golfo Persico, ma soprattutto il comando centrale americano 35 minuti fa ha confermato che il dispiegamento della portaerei Lincoln e del suo gruppo d'attacco nel Medio Oriente non solo è effettivo, e quindi sono state pubblicate delle fotografie dei marinai che a bordo stanno svolgendo le operazioni di routine sulla portaerei, ma tra l'altro il CENTCOM, appunto il comando centrale americano, dice che il gruppo d'attacco della portaerei Abraham Lincoln al momento è dispiegato nel Medio Oriente per promuovere la sicurezza regionale e la stabilità. Netanyahu un'ora fa ha avvisato che se poco poco Teheran alza un dito contro Israele, stavolta vedono i sorci verdi per davvero. Hezbollah, già che c'è per svelenire il clima, dice che le minacce di Trump contro Khamenei sono un attacco diretto contro Hezbollah. Gli utili idioti si trovano sempre, specie se ben pagati da Teheran. E in tutto questo arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, con diritto e rovescio. Vai pure Natalia, grazie. Con Trump non bisogna aver paura, perché in quest'ultimo caso lui diventa ancor più arrogante ed ultimativo. Basta vedere come Trump ha trattato la Cina, che è il suo vero antagonista. Prima ha minacciato dei dazi che nessuno aveva mai osato minacciare o addirittura pensare nei confronti di nessuno. Poi, vista la lucida resistenza di Xi Jinping, Trump ha innestato una clamorosa retromarcia, dimostrando così di essere un velleitario che strilla, non un politico autorevole che si impone. Con la sua fracassante politica dei dazi, Trump voleva mettere alle corde la Cina. Il risultato concreto e verificabile è stato esattamente l'opposto, visto che l'avanzo commerciale cinese, che nel 2024 era pari a 993 miliardi di dollari, nel 2025, cioè l'anno dopo, è salito a 1.200 miliardi. Questo surplus commerciale record, ripeto, da 993 a 1.200 miliardi di dollari, è stato ottenuto dall'aumento delle vendite cinesi in Europa, Africa e Sud-Est asiatico, che hanno più che compensato la parziale chiusura del mercato statunitense, dimostrando così con i fatti che Pechino di Washington se ne fa un baffo. Benissimo, come sempre implacabile il nostro Pierluigi Magnaschi, le 18:21 minuti e 7 secondi. Noi tra un po' dovremmo entrare in contatto per il Qui Parlamento con il senatore Nino Germanà. Dove andiamo? Andiamo in Sicilia, dove naturalmente non c'è solo la Sicilia, c'è anche
la Calabria e la Sardegna per gli effetti del maltempo, ma in particolare Niscemi, questo paese nel quale, ahimè, si sta allargando questa drammatica frana. Sono state trasferite 300 famiglie, dice l'ANSA, ed evacuate circa 1000 persone. Si farà il punto della situazione con prefettura e comune. Uno sfollato ha detto all'ANSA: abbiamo paura per noi e per le nostre case. D'altronde le fotografie che vengono pubblicate sul sito dell'ANSA, ma più che altro i servizi giornalistici che potete vedere alla televisione e così via, sono quanto mai, diciamo così, eloquenti, e la cosa è abbastanza drammatica. Intanto l'ADN Cronos dice: maltempo al sud, stato d'emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria. È stato già effettuato un primo stanziamento di 100 milioni di euro per far fronte ai primi interventi. Andiamo a vedere allora ancora che cosa sta succedendo a Niscemi in particolare. Vediamo un po', Niscemi, vediamo che cos'altro è disponibile. Se siete di Niscemi e volete telefonare e raccontarci com'è la situazione, 029294 7222 e naturalmente noi vi diamo più che volentieri voce per sapere che cosa accade e insomma come viene vissuta questa situazione in queste ore certamente non facili. Nel frattempo, niente, non riusciamo a entrare in contatto con il senatore Germanà, pazienza, vorrà dire che se ne parlerà un'altra volta, e nel frattempo noi andiamo a vedere, intanto Niscemi vi dico che andiamo a vedere le ultime notizie. Eccoci qua, il QN, Frana Niscemi, che vi ricordo essere provincia di Caltanissetta. I residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case. Nel quartiere Sante Croci i cittadini portano via il possibile dalle abitazioni a rischio crollo. C'è un video, ma naturalmente noi non ve lo possiamo mostrare. Andiamo a vedere ancora, ecco qua, il Quotidiano di Sicilia. I nostri amici del Quotidiano di Sicilia, la frana Niscemi, il sindaco, sentito Musumeci, pronta la delibera per la dichiarazione di stato di calamità. Lo ha detto Massimiliano Conti, che ha pure aggiunto, scrive il QDS, la protezione civile nazionale già in campo nel paese. Intanto la CNA Sicilia e quella di Caltanissetta chiedono la dichiarazione dello stato d'emergenza, che come vedete poi è avvenuta. La frana Niscemi sarà affrontata come una calamità, scrive il Quotidiano di Sicilia. Lo ha detto il sindaco del comune nisseno Massimiliano Conti, che ha sottolineato: ho sentito il ministro Musumeci, stanno preparando la delibera regionale per la dichiarazione di calamità. La protezione civile nazionale è già in campo a Niscemi. L'evento franoso, ancora in evoluzione, ha già interessato oltre 1000 abitanti rimasti senza casa. Alcune abitazioni sono crollate, altre sono in pericolo. Il fronte si è allargato e ha tagliato alcuni quartieri. Intanto la CNA Sicilia e di Caltanissetta chiedono con urgenza al governo regionale siciliano e al governo nazionale di dichiarare lo stato d'emergenza per la grave frana che ha colpito una parte del territorio del comune di Niscemi. E quanto si legge in una nota della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. La situazione è già drammatica, con l'evacuazione di circa 1000 persone, significativi danni al tessuto abitativo e produttivo, rischia di precipitare ulteriormente a causa del grave isolamento a cui è esposto il paese, prosegue la nota. 2 delle 3 principali vie d'accesso e uscita dalla città sono state chiuse per inagibilità, mentre l'unica rimasta aperta convoglia tutto il traffico su una strada anch'essa considerata a rischio, rendendo precari e pericolosi i collegamenti. Questo collasso viario non solo aggrava l'emergenza umanitaria, ma strangola l'economia locale, mettendo in ginocchio le attività artigiane, commerciali e di servizio già provate dalla crisi e compromettendo la quotidianità delle famiglie. Continua poi il Quotidiano di Sicilia. In questa fase critica mettiamo a disposizione delle istituzioni coinvolte la nostra rete territoriale, le nostre competenze, il nostro diretto contatto con
Le imprese e i cittadini colpiti, afferma Pietro Giglione, segretario di CNA Sicilia. Siamo pronti a dare il nostro contributo operativo in sinergia con la Protezione Civile, Regione e Comune per supportare la gestione dell'emergenza, valutare i danni al sistema produttivo, contribuire alla definizione di interventi di ripristino e sostegno che siano tempestivi ed efficaci. Questo è l'aggiornamento che vi possiamo dare direttamente dalle pagine dei nostri amici del Quotidiano di Sicilia, QDS.it, già che ci siamo. Andiamo tra l'altro alla notizia che è stata data dall'ADN Kronos, eccola qua, un momento che la recuperiamo qui sul sito. Vediamo, ecco qua, maltempo al sud, stato d'emergenza per 3 regioni, Sicilia, Sardegna e Calabria, stanziati 100 milioni di euro per far fronte ai primi interventi. Lo stato d'emergenza, la proposta è stata avanzata e illustrata dal Ministro per la Protezione Civile e le politiche, scusate un attimo, del mare, Nello Musumeci, nella seduta di oggi pomeriggio del Consiglio dei Ministri. Presenti anche i presidenti delle regioni interessate. Lo stato d'emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione Civile. Per far fronte ai primissimi interventi previsti all'articolo 25 ABC del Codice di Protezione Civile è stata deliberata la somma complessiva di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Alla nostra gente voglio dire che non è sola, sottolinea il governatore della Regione Sicilia Renato Schifani, e tutte le strutture regionali sono al lavoro con il massimo impegno per intervenire subito e non lasciare indietro nessuno. Nei prossimi giorni il governo adotterà un nuovo provvedimento interministeriale per consentire ripristino e ricostruzione delle infrastrutture danneggiate non appena sarà definita la ricognizione dettagliata dei danni da parte delle regioni. L'attività di ricostruzione sarà coordinata dai rispettivi presidenti di regione, nominati oggi commissari delegati con ampi poteri di deroga. Non appena dalle regioni arriverà un quadro dettagliato dei danni, potremo procedere all'ulteriore stanziamento, spiega ancora il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, che invece servirà alla ricostruzione. Quindi aspettiamo questo lavoro, che è affidato essenzialmente ai tecnici delle 3 regioni, e verrà adottato un provvedimento interministeriale, perché su questo tema della ricostruzione interverranno più ministeri. Interverranno le infrastrutture, l'agricoltura, l'interno, il lavoro, il Ministero delle Imprese, la coesione, le politiche del mare e il turismo. Sempre dall'ADN Kronos si apprende che nel Consiglio dei Ministri di oggi il governo ha deliberato la dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale per Sicilia, Sardegna, Calabria, regioni maggiormente colpite dal maltempo in questi giorni, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Abbiamo contestualmente stanziato 100 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Lo Stato è vicino ai cittadini e ai territori. Le regioni, con i loro presidenti nominati commissari straordinari, avranno mezzi e poteri appropriati per intervenire in modo efficace e tempestivo. Vorrei ringraziare ancora una volta il ministro Nello Musumeci, la Protezione Civile, le amministrazioni locali e tutti gli operatori dedicati al settore. Nelle emergenze l'Italia sa essere una comunità ancora più unita, conclude la Presidente del Consiglio. Le 18:30, pausa, un po' di pubblicità e poi Evgeny Kissin, la Polonaise di Chopin, 1999, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Bene, fortunatamente siamo riusciti a ritrovare il senatore Nino Germanà, che voglio ringraziare del suo tempo e della sua pazienza. Buonasera senatore, ben trovato. Grazie a voi, sapete che mi fa sempre piacere parlare con voi.
Ma Ecco, purtroppo eri in autostrada. non si preoccupi. Senatore, allora, io ho Eccoci. appena finito di leggere, insomma, alcuni aggiornamenti per quanto riguarda la frana di Niscemi nel Nisseno, ma l'argomento è molto più ampio, cioè il maltempo in Calabria, Sicilia, Sardegna, il vice premier Matteo Salvini che si impegna a reperire 1 miliardo di euro per fare fronte, insomma, alle spese. Il governo ha appena stanziato i primi 100 milioni. E allora Sì. cos'altro si può fare adesso? Ma allora, io vengo da 3 giorni di partito che abbiamo fatto in Abruzzo. All'inizio del mio intervento ho detto scusatemi se approfitto di questa vetrina nazionale, di questi 3 giorni che abbiamo fatto lì per lanciare un messaggio ai media nazionali, le principali testate giornalistiche e ai principali TG. Noi siamo stati ignorati, si può dire, in questa tragedia immane che adesso spiegheremo un attimo, perché sono stato sui luoghi con gli stivali, abbiamo vissuto ore drammatiche. Purtroppo, allora, nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di non avere morti, ma non per questo ci può essere un silenzio così assordante, tranne qualche passaggio a qualche TG, ma qua stiamo parlando, io parlo della Sicilia e poi ovviamente i danni hanno interessato, questo ciclone Harry si è abbattuto anche sulla Calabria e sulla Sardegna, ma in Sicilia abbiamo più di 1 miliardo di danni, non solo più di 1 miliardo di danni, ma abbiamo tutta la fascia ionica. Ionica significa dalla punta sud della città di Messina e quindi passando per i paesini che sono tutti sul mare, quindi tutti i lungomari bellissimi che noi abbiamo dalla punta sud di Messina a Furcisiculo, Letojanni, Santa Teresa Riva e quindi Taormina che è un nome nel mondo, e per poi arrivare nel catanese ad Citrezza, a Cireale, Riposto, e poi a Ortigia andiamo fino a Siracusa, quindi alla punta sud di Messina, all'estrema punta sud della Sicilia, interi lungomari scomparsi in una per più, ecco, dicevo prima, per più di 1 miliardo di danni già quantificati, in una terra dove l'economia si regge sul turismo, e quindi siamo ai primi di febbraio, quasi adesso siamo fine gennaio, la stagione estiva è alle porte, già qui in aprile ci sono belle giornate. Come no? Bisogna correre, quindi allora che il nostro ministro, ovviamente l'abbiamo subito sollecitato in tanti, anche perché il nostro ministro Salvini è noto per il suo numero, lo dà a tutti, quindi non solo io che sono segretario del Partito di Sicilia, ma è stato tempestato da tutti e lui devo dire che risponde a tutti, anche all'ultimo militante. Parlando da vice premier e quindi a nome del governo, ha detto il governo stanzierà 1 miliardo, quindi il governo c'è e noi di questo siamo fieri di avere sia il governo regionale che tempestivamente ha riunito la giunta regionale e messo i primi 70 milioni e oggi il Consiglio dei Ministri quindi dichiarando lo stato di calamità, che oggi è stato dichiarato lo stato di emergenza anche dal Consiglio dei Ministri, quindi governo regionale siciliano con Schifani guida e governo nazionale Meloni Salvini. Il governo c'è, sia il nazionale che il regionale, i primi soldi per i primi interventi ci sono, adesso ci vogliono certamente i soldi, perché come si dice alle mie parti, senza soldi non si canta messa, ma ci vogliono le norme. Qua bisogna fare un decreto immaginando un modello di ricostruzione tipo l'Aquila, cioè bisogna andare in deroga, bisogna correre veloci, per correre veloci bisogna andare in deroga alle norme attuali. Parliamo un attimo di Niscemi, lei mi ha detto Niscemi all'inizio della domanda. Niscemi, avete visto le immagini? Sì, immagino, è qualcosa di apocalittico. Magari di apocalittico, se n'è calato un costone dove c'erano le macchine che sono andate giù insieme alla frana, una cosa incredibile. Ci sono 300 famiglie evacuate, più di 1000 sfollati, ma il problema è che rischia di essere interessato tutto il paese, non è che ci mettiamo domani mattina 300 milioni, fermiamo la frana. Attenzione, la frana non si ferma così, bisogna fare interventi importanti, ma certamente, come l'ho voluto dire, non bisogna spegnere i riflettori in questo momento, soprattutto sulla Sicilia, perché è una tragedia che si è abbattuta qua e fortunatamente, lo ribadisco,
non abbiamo avuto morti. Quindi soldi sì, ma soprattutto norme che possono... Noi dobbiamo rispondere alla violenza del ciclone Harry con altrettanta violenza e velocità da parte della politica. Io credo che in questo ci riusciremo. Senta, oggi pomeriggio Rosario Fiorello, vabbè, c'è già stato il Presidente del Senato Ignazio La Russa che ha dato anche un invito a tenere alta l'attenzione sul meridione d'Italia e a fare in fretta. Oggi pomeriggio Rosario Fiorello a Radio 2 ha detto: io invito tutti i politici a fare un giro nel meridione d'Italia proprio perché dobbiamo tenere la luce bene accesa su questa vicenda. Mi pare che Matteo Salvini, tra l'altro, abbia detto che è pronto a calare già in Calabria. Bene, e quindi grazie a Fiorello e grazie a tutti i volti noti nazionali che daranno un appello in questo senso. Sono stato questo weekend, come vi dicevo, con il Ministro Salvini, e il Ministro Salvini si è impegnato a venire già nei prossimi giorni in Sicilia. Nei prossimi giorni il Ministro Salvini farà sia Sicilia che Calabria. Molto bene, questo significa appunto attenzione e presenza. Abbiamo già avuto il Ministro Musumeci, che è il Ministro della Protezione Civile, abbiamo avuto il Presidente del Senato, tanti parlamentari, ecco, ma vogliamo tutti qui. Tutti qui, vogliamo anche quelli delle opposizioni. Ormai davanti alle tragedie non c'è maggioranza e opposizione, dobbiamo essere tutti compatti, meno polemiche e più fatti. Pienamente d'accordo. Senta, in questo paese ogni volta in cui succedono delle cose parte la gara al piagnisteo. Vedo tanti che dicono del Sud Italia non se ne parla, i TG non ne parlano, non ne parla nessuno. Io veramente non passa giorno che non veda un servizio, un collegamento del TG1, tanto per fare un esempio, direttamente dalle Toianni e così via. Ma perché quando succedono queste cose, anziché rimboccarsi le maniche, ci sono i soliti esperti da social che puntualmente sanno solo lamentarsi? Me lo spiega perché? Questo, io sto in questo momento, lei mi ha chiamato, sono appena arrivato in segreteria, stavo ricevendo una persona e parlavo proprio di questo, perché se faccio allora, se vado sul posto, sul luogo, ma io come qualsiasi altro parlamentare vengo criticato perché ci sono andato a fare la passerella, se non ci vado è perché sono stato assente. E quello che ho notato è che se ci va uno della Lega, uno di Fratelli d'Italia o uno di Forza Italia o del PD o del Movimento 5 Stelle, i commenti sono tutti uguali, quindi non è un problema di destra e di sinistra, sono odiatori sociali e gente insoddisfatta, purtroppo frustrata. Purtroppo i social sono così. Sui social vive una fascia di popolazione che è così, c'è poco da fare, magari poi non vanno neanche a votare. Molto probabilmente. Questi sono quelli che non votano per protesta. Ma non lo so se non votano per protesta, probabilmente non votano proprio perché non hanno senso civico, non hanno educazione. Non lo so. È un fenomeno da studiare. Senta, senatore, allora direi che noi restiamo in contatto per qualsiasi cosa a disposizione. Grazie, ma insomma, questa oggi è una novità che non parliamo di Ponte sullo Stretto, perché di solito è vero. Bene, è vero, ma il popolo dei social, non avendo niente da fare, probabilmente starà parlando anche dell'inutilità del ponte sullo Stretto. Ma come no? Stanno dicendo: ma togliete i soldi dal ponte e utilizzateli, ma possiamo stare a pensare veramente queste cose? Cioè, in una famiglia la famiglia deve programmare il futuro, non può pensare sempre all'ordinaria amministrazione. Cioè qua noi stiamo, il ponte, come l'abbiamo detto tante volte, è quell'opera che ci farà recuperare questo ghetto infrastrutturale che c'è. 50 anni sentiamo quella storiella, prima le cose che servono e poi il ponte, il risultato è che non abbiamo né l'una né l'altro, quindi si devono affrontare tutte le cose, tutte le questioni. Pensi che più di 60 anni fa, prima le cose che servono e poi l'autostrada del sole, era lo slogan con cui l'unità martellava un giorno sì e l'altro pure. Come vede, non ho resistito neanche questa volta a parlare di ponte. Ma ci sta il ponte, che io è 46 anni che attraverso lo stretto, una volta a piedi, una volta con la macchina, una volta col treno, con tutti i tipi di tempo, per cui sarebbe ora di farlo sto ponte benedetto e non se ne parla più. Va bene, grazie per avermi dato voce, grazie, un saluto agli amici che ci ascoltano. Grazie ancora, buon lavoro, un saluto. Grazie, arrivederci, grazie. Sigla. Qui Parlamento.
Benissimo, allora io ringrazio il senatore Germanà che abbiamo veramente riacciuffati in extremis, ma come vedete non era andata a ballare, era andata a fare il suo dovere ed era andata a portare la sua solidarietà, oltre che naturalmente rendersi conto della situazione di persona. Allora, io voglio dirvi questo, perché avete ascoltato Evgeny Kissin, la polonese di Chopin? Used to say, I like Chopin, perché noi adesso andiamo in Polonia. È tornato a trovarci l'amico Włodzimierz Reziok, che è corrispondente dall'Italia per Niedziela, che è l'equivalente della famiglia cristiana polacca. È stato uno degli intimi della famiglia pontificia, insomma, di Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, e prima o poi ci faremo una chiacchierata anche sul suo amico vestito di bianco divenuto santo. E cavolo, non capita a tutti avere un amico che ti diventa santo, detto tra noi. Ma stavolta lui ci racconta, lui scrive anche per la Nuova Bussola Quotidiana, lo trovate spesso e volentieri lì, ci racconta un fatto realmente strano che è successo in Polonia. C'è stata una scena che sembrava, diciamo, avvenuta in Italia. Un insegnante che prende il crocifisso, lo stacca dal muro, lo butta nell'immondizia. I ragazzi si alzano, lo tolgono dal cestino, lo rimettono al suo posto. Ne nasce una polemica. La polemica però non è soltanto il ruolo del crocifisso, che è la stessa discussione che c'è nel nostro paese da più di 20 anni, fin dal tempo del crocifisso di Ofena in Abruzzo. Qualcuno di voi se lo ricorderà, Adel Smith, quel musulmano che andò a fare proteste su proteste perché voleva rimuovere il crocifisso dalle aule e dai luoghi pubblici, e come si dice, dai palazzi delle istituzioni. Ma il punto è che cosa si agita in Polonia. Cosa sta succedendo? Qual è il ruolo dell'Europa? Che realtà sta crescendo in Polonia? Beh, io ne ho parlato un po' con il nostro Vladimir e state a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia, grazie. E allora io ho il piacere di ritrovare un caro amico, è l'amico Włodzimierz Reziok, che è corrispondente per l'Italia del polacco Niedziela, settimanale equivalente della nostra famiglia cristiana. Lui è stata una delle persone più vicine a San Giovanni Paolo II, oggi scrive anche per la Nuova Bussola Quotidiana, e io lo ringrazio come sempre del suo tempo, perché lui ci offre questi spaccati della Polonia di oggi, ed è un paese che sta attraversando un periodo nel quale vengono fuori delle nuove tensioni che francamente mi lasciano perplesso. Ora, l'ultimo fatto che è successo è un fatto che ricorda per certi versi quello che fece Adel Smith una trentina d'anni fa col famoso crocifisso di Ofena, quando lo buttò dalla finestra. Cioè, se ho ben capito, in una scuola polacca un professore ha staccato il crocifisso dal muro, l'ha buttato nell'immondizia, cioè questo nella terra di Papa Wojtyła, e però gli studenti non sono rimasti a guardare. Cos'è successo, Vladimiro? Grazie intanto ancora una volta del tuo tempo. Grazie a te. Volevo scusarmi per la mia voce rauca, ma questo sono i mali di questa stagione. È il bello della diretta. Allora, il fatto è successo già l'anno scorso, il 15 dicembre, durante una lezione nella scuola di Kielno, che si trova vicino a Danzig, al nord della Polonia. Un insegnante ha ordinato agli studenti di rimuovere una croce dal muro. Quando gli studenti si sono rifiutati di farlo, dicendo che, parlando delle loro convinzioni religiose, la donna ha tolto la croce da sola e l'ha gettata in un cestino. Va detto che anche prima questa donna toglieva la croce dall'aula scolastica e i bambini ogni volta rimettevano la croce. Questa volta il gesto quasi sacrilego della donna
ha suscitato indignazione tra i bambini, tra i studenti, anche tra i genitori, che hanno organizzato una protesta davanti alla scuola. Questa protesta si è svolta l'8 gennaio e tutti hanno sottolineato che la scuola non può essere un luogo di ostentata ostilità verso i simboli religiosi tanto cari ai polacchi, e che gli insegnanti alla fine dovrebbero rispettare i sentimenti degli studenti e i loro convinzioni religiose. E come hai detto tu, tutto questo succede nella patria di Giovanni Paolo II, ma anche nella Polonia attualmente governata da Donald Tusk. Dopo le elezioni del 2023, Tusk ha organizzato una coalizione di più di 10 partiti e una coalizione più anticlericale, più ostile alla Chiesa e ai valori cristiani, dai tempi della svolta democratica nel 1989. E il simbolo di questo governo è la ministra dell'educazione. Tusk ha scelto come ministro dell'educazione una certa Barbara Nowacka. È una donna, prima di tutto un'atea, una combattente per l'aborto, sostenitrice dell'ideologia LGBT, che ha il suo primo scopo come ministro dell'educazione era togliere l'ora di religione dalle scuole. È una cosa che andava contro il concordato, perché la Polonia ha il concordato con lo Stato Vaticano, ma anche voleva fare questo procedere all'eliminazione dell'ora di religione senza discutere con i genitori, che in Polonia ancora vogliono avere la voce in capitolo quando riguarda l'educazione dei loro bambini. E per di più, in questo momento, il ministro della giustizia nel governo di Tusk, un certo Żurek, vuole addirittura ammorbidire le pene per i reati di offesa dei sentimenti religiosi. E in questo modo i diritti dei credenti sarebbero meno tutelati rispetto al diritto anche di criticare la religione. E questo fatto di Kielno nascono proprio in questa atmosfera anticlericale scatenata dagli ambienti liberal di sinistra in Polonia democratica, teoricamente democratica. Ma scusami, come mai c'è questa reazione, direi anche feroce, nei confronti della religione cattolica? Voglio dire, mi pare che la religione cattolica a questo paese abbia dato non solo un contributo storico, ma anche umano. Voglio dire, l'anima polacca non può non essere cattolica, perdonami, o sto dicendo uno stereotipo? No, queste cose di cui parli tu, parla anche la Costituzione polacca, perché nella Costituzione polacca, nel preambolo della Costituzione, si dice che un attimo, magari Sì. troverò qualche citazione, cioè che
la croce sulle pareti degli uffici non è solo un simbolo religioso, perché il cristianesimo fa parte del patrimonio nazionale polacco. E questo si legge nel preambolo della Costituzione polacca. Allora, il cristianesimo fa parte del patrimonio dei polacchi e tu non puoi, tu, lo Stato, non puoi ignorarlo. E la Corte Suprema polacca negli ultimi anni ha affrontato più volte la questione e nel 2013 ha dichiarato che una persona che si dichiara non credente non può aspettarsi di essere libera dal contatto con i credenti, le loro pratiche e i loro simboli religiosi, perché nella vita sociale ciò equivarrebbe a limitare la libertà di coscienza dei credenti. E allora qui anche la legge dice che non si può impedire o ostacolare a qualcuno di esprimere le proprie convinzioni religiose e esporre la croce anche nei luoghi nel luogo pubblico è l'espressione della libertà di religione. Purtroppo nella lotta politica degli ultimi decenni la sinistra e gli ambienti liberal identificavano il suo nemico politico con la destra conservatrice che è stata appoggiata dalla Chiesa per i motivi ovvi. Allora l'attacco di queste forze liberal di sinistra non si limitava all'attacco al partito conservatore, ma anche riguardava queste forze attaccavano anche la Chiesa con i valori attaccando i valori cristiani e la presenza della religione nella sfera pubblica. E la cosa simbolica era la decisione del sindaco di Varsavia che si chiama Trzaskowski, è il braccio destro del primo ministro Tusk, è il vicepresidente del suo partito e Trzaskowski ha deciso di far sparire tutte le croci dagli uffici pubblici della capitale della Polonia, Varsavia. Incredibile. Ha firmato un ordine per richiedere la rimozione di croci, immagini di santi e altri simboli religiosi. E la decisione di Trzaskowski, come succede in tutta Europa, anche in Italia, veniva motivata da una presunta preoccupazione, difesa della neutralità ideologica e religiosa dello Stato e anche per difendere i sentimenti dei non credenti. Ma come in questo caso non si trattava di una lotta per la neutralità, ma piuttosto di imposizione di un ateismo di Stato, perché la decisione di Trzaskowski andava contro la Costituzione polacca, che parla apertamente di rispettare il patrimonio nazionale polacco e la croce fa
parte di questo patrimonio nazionale. E le stesse cose succedono anche in tutta Europa, anche in Italia. Io mi ricordo che i primi anni, quando sono arrivato in Italia negli anni '80, Sì. c'era anche il caso della rimozione della croce in una scuola a Cuneo. E la cosa che mi ha stupito di più è la reazione di un'atea, Natalia Ginzburg, che scrisse nel lontano 1988 sull'Unità un articolo in difesa della presenza della croce nelle aule scolastiche. Non so se ti ricordi questa faccenda. Sì, più o meno sì, perché è tutto un dibattito che è cominciato allora. Ma per far tacere gli atei che adesso vogliono rimuovere le croci, bisognerebbe far leggere a questa gente le riflessioni di un'atea, ma una persona aperta, non accecata ideologicamente come la Ginzburg. Sì, Natalia Ginzburg. Io mi sono ristampato certe frasi di questo articolo intitolato "Non togliete quel croce". Sì. Natalia Ginzburg comincia dicendo: il crocifisso non genera nessuna discriminazione, tace, è l'immagine della rivoluzione cristiana che ha sparso per il mondo l'idea di uguaglianza fra gli uomini fino ad allora assente. Sì. E allora la rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? Sono quasi 2000 anni che diciamo prima di Cristo e dopo Cristo. Infatti. O vogliamo smettere di dire così? E dopo nella Ginzburg si constatava: il crocifisso è simbolo del dolore umano, la corona di spine, i chiodi evocano le sue sofferenze. La croce che pensiamo alta in cima al monte è il segno della solitudine nella morte. Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i cattolici Gesù Cristo è il figlio di Dio. Per i non cattolici può essere semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato, Dio e del prossimo. Cosa dice? Si dirà che sono stati molti venduti, traditi e martoriati per il prossimo, per le generazioni future. E di loro sui muri delle scuole non c'è immagine. È vero, ma il crocifisso gli rappresenta tutto. Prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono uguali e fratelli, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei, bianchi e neri. E nessuno prima di lui aveva detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo situare la solidarietà tra gli uomini. E sono le parole che veramente dovrebbero riflettere tutta questa gente che adesso si sforza per far sparire
gli elementi, i simboli del cristianesimo, cominciando dalla croce, dalla sfera pubblica. Togliere quel simbolo vuol dire privare tutta la società, credenti e non credenti, di un grande simbolo, come dice, dell'uguaglianza fra gli uomini e dell'amore del prossimo. È così. Senti, il senso religioso in Polonia c'è ancora oppure no? Perché a me hanno raccontato questa storia, io non so se sia una leggenda o se sia un fatto realmente accaduto. Cioè, si racconta che mentre Papa Wojtyła vedeva alla televisione la caduta del muro di Berlino, a un certo punto Stanislao gli disse: Santità, non è contento, vanno verso la libertà. E lui, con una delle sue battute spiazzanti, gli avrebbe risposto: no, vanno verso i porno shop. È successo pure in Polonia? La Polonia è un paese molto aperto, con la gioventù molto vivace, che viaggia in tutto il mondo. Ormai abbiamo la seconda generazione di Erasmus, che è una cosa ovvia, che tutte le idee, anche le idee e i mali dell'Occidente arrivano anche in qualche modo in Polonia, ma malgrado tutto la Polonia rimane ancora il paese dove il senso del sacro è sempre più forte e per di più il senso di appartenere alla cultura polacca è legato a sentimenti religiosi. Purtroppo la Polonia è diventata l'oggetto di attacchi di tutte le forze che da sempre, dalla Rivoluzione francese, combattono la Chiesa e la religione. Noi siamo stati sotto l'occupazione sovietica, anche se questa occupazione si svolgeva con le mani dei comunisti polacchi. 45 anni del comunismo che trattava la religione come oppio dei popoli e la Chiesa come la nemica del progresso, la nemica del comunismo. E allora, insomma, abbiamo la società che, malgrado tutto, ha resistito a questi assalti delle forze contrarie alla religione, ai sentimenti più profondi dei polacchi. E c'è ancora tanta fetta della società sana legata alla Chiesa e ai valori cristiani. Malgrado ripeto, tutti questi assalti delle ideologie contrarie alla religione e in modo particolare alla religione cattolica. Senti, e per quanto riguarda, diciamo così, la situazione politica attuale, questo paese in che posizione si trova, specialmente davanti a un ingombrante nemico come la Russia, che spesso viene temuto come una possibile nazione decisa ad attaccare la Polonia e a riprendere, a riestendere il proprio impero come è stato nel tempo dell'Unione Sovietica? Dal 2023 la Polonia è governata come ho detto all'inizio, dall'alleanza dei partiti di sinistra, radicali, liberali o piuttosto pseudo-liberali,
la coalizione creata da Donald Tusk. Tusk, che è legato agli ambienti, alle oligarchie di Bruxelles e prima di tutto legato ai politici tedeschi, è venuto in Polonia per fare la politica di Bruxelles e di Berlino, spesso trascurando gli interessi della Polonia. E Tusk fa tutto questo che vuole Bruxelles, che vuole von der Leyen e che vogliono i tedeschi. Quando i tedeschi erano legati all'Unione Sovietica dagli accordi economici, i famosi Nord Stream 2, Nord Stream, cioè i contatti della Germania con la Russia erano molto stretti. Tusk, allora al governo, seguiva questa linea filo russa. Adesso, quando la situazione geopolitica è cambiata, allora di nuovo segue la linea di Bruxelles e, come ripeto, è viene visto come un rappresentante dei poteri forti di Bruxelles in Polonia. Non è capace di governare bene l'economia del paese. C'è uno sviluppo economico, ma a prezzo di indebitamento dello Stato. Lui in questi 2 anni, adesso si parla del terzo anno del governo, ha indebitato la Polonia in modo spaventoso. Cioè ogni anno l'indebitamento è intorno a 200 miliardi di svuoti e quasi 50 miliardi di euro. E senza reazione da parte di Bruxelles, perché i poteri forti di Bruxelles hanno bisogno di un politico come Tusk a governare la Polonia e seguire tutta la linea politica della von der Leyen, compresi adesso si parla dei cambiamenti dei trattati, nel senso della creazione di un superstato europeo, di uno stato centralizzato completamente. E in Polonia stanno succedendo le cose molto preoccupanti, perché una settimana dopo dopo la creazione del governo è stata occupata la televisione pubblica. Il governo ha occupato anche le procure, hanno cambiato i procuratori. Il ministro della giustizia di oggi, Żurek, dice apertamente che i giudici, i procuratori devono essere i loro uomini. E si viola la Costituzione, si violano le leggi e l'Europa non reagisce. L'ultimo fatto, ieri 2 procuratori sono entrati con decine e decine di poliziotti nella sede
del Consiglio nazionale di magistratura per prendere i documenti di disciplinari da questa sede del Consiglio nazionale di magistratura. Cioè, ci rendiamo conto, sono venuti per forzare le serrature degli armadi e portare via i documenti. Tra questi documenti ci sono probabilmente anche i documenti riguardanti l'odierno ministro della giustizia, che prima era un giudice e aveva tante cause disciplinari. E tutto questo succede sotto gli occhi dell'Europa che non reagisce, che non è interessata allo Stato di diritto in Polonia. Dimmi. Sono le cose preoccupanti che mettono in dubbio il funzionamento della democrazia nell'Unione Europea. Senti, ma secondo te è possibile che ci sia una Polexit, un'uscita della Polonia dall'Europa? Tutto dipende come evolverà l'Unione Europea, perché come adesso sappiamo tutti che funziona male. Dipende anche, perché questo era il progetto, di far entrare la Polonia nell'euro. L'euro ti lega, l'euro ti fa perdere l'indipendenza finanziaria, economica. E Tusk, uno dei prossimi passi di Tusk era questo tentativo di far entrare la Polonia anche nell'euro. Allora dipende come si svolgerà la situazione nell'Unione Europea, a Bruxelles, e anche cosa farà ancora in questi 2 anni il governo Tusk. Ma voglio dire una cosa essenziale: i polacchi si sentono europei. I polacchi, la storia della Polonia è la storia dell'Europa. Noi non siamo i figli di nessuno, siamo i figli la Polonia è stata, il re polacco si è fatto battezzare nel 966. Sì. E con il battesimo nella Chiesa Cattolica noi siamo entrati nella sfera dell'Europa occidentale, la Chiesa cattolica latina, e noi facciamo parte della cultura europea latina da più di 1000 anni. Allora, come diceva anche Giovanni Paolo II, noi non dobbiamo entrare nell'Europa, noi facciamo parte dell'Europa. Ma l'Unione Europea sta evolvendo in una direzione che nega le radici cristiane dell'Europa, e nega anche tutta la tradizione e tutta la cultura dell'Europa cristiana. Allora i polacchi in modo naturale si sentono parte dell'Europa, ma non vogliono l'Europa dei burocrati che impongono le ideologie, le nuove ideologie a tutti i Paesi membri. E credo che non ci sia altro da aggiungere. Grazie. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Some of the work gets kind of hard. This ain't no place to be if you plan on being a star. Let me tell you, it's always cool. And the boss don't mind sometimes if you act the fool. At the car wash, whoa, 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 whoa. Talking about the car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it for me. Car wash, woo, woo, woo. Car wash, yeah. Well, those cars never seem to stop coming. Work and work. Keep those bags and machines humming. Work and work. My fingers to the bone. Work. If I can't wait till it's time to go home. Hey, get your car washed today. Fill up and you don't have to pay. Come on and give us a play. Get washed right away. Talking about the car wash. Car wash, yeah. Come on, y'all, and sing it with me. Car wash. Sing it with feeling, y'all. Car wash, yeah. Ooh, oh, oh, oh. Car wash never seem to stop coming. What I say, keep those bags and machines humming. Let me tell you, it's always cute. And the boss don't mind sometimes if you. Nuova a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:24 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1123 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, lunedì 26 gennaio dell'anno del Signore 2026. Ci scusiamo con Carla De Bernardi. Manderemo in onda il suo bellissimo Contare i passi nei prossimi giorni. Era un intervento abbastanza lungo e siccome abbiamo avuto questo contrattempo con il Qui Parlamento, naturalmente non possiamo mandarlo in onda stasera, se no finirebbe verso le 20:10 e naturalmente non possiamo ovviamente sforare così tanto con la programmazione. Va bene, ci scusiamo con Carla De Bernardi, anche con voi, ma vi garantisco che sarà un'interessantissima puntata che manderemo in onda probabilmente mercoledì nel corso della puntata appunto del 28 gennaio. Intanto voglio dirvi questo, che 10 minuti fa riferisce Iran International, l'ideologo del regime degli Ayatollah, tal Hassan Rahimpour Azghadi, ha detto che l'Iran dovrebbe catturare Donald Trump esattamente come ha fatto Trump con Maduro, in risposta alla presa di posizione di Washington contro i massacri che sono stati fatti
ai danni della popolazione in Iran. Rendetevi conto, qui siamo veramente al mondo al contrario, siamo veramente alle comiche finali di un regime che da 47 anni distrugge e violenta sistematicamente un'intera popolazione, ma ormai siamo alle ultime convulsioni, secondo me. Io non so, non è facile prevedere, non è facile capire quali saranno davvero le mosse sia di Trump che di Netanyahu, ma questo concentramento di forze americane non lascia evidentemente molto spazio alla fantasia. Allora, noi adesso diamo un'occhiatina alle agenzie, nel frattempo apriamo il telefono 0292947222, se volete telefonare. Avete appena ascoltato, nel rientrare dopo l'intervista, il faccia a faccia con l'amico Vladimir Reziok, che ringrazio ancora per il suo tempo e per la sua cortesia. Avete ascoltato il Rolls Royce Car Wash 1976, colonna sonora dell'omonimo film, ma non tutti sanno che in realtà nei primi anni 70 car wash era un'espressione mutuata dalla guerra del Vietnam, dove a Saigon in particolare esistevano questi locali, questi car wash, che diciamo così erano solo una scusa, perché in realtà più che il lavaggio della jeep ai soldati trovavano una condiscendente signorina che dietro pagamento insomma li intratteneva. Ma venendo a noi, diamo un'occhiata alle ultime notizie. Abbiamo l'ADN Cronos, femminicidio Manuela Petrangeli, l'ex condannata all'ergastolo. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima corte d'assise di Roma dopo 4 ore di camera di consiglio. Abbiamo poi la crisi, insomma, la protesta italiana con Israele. Colono armato minaccia 2 carabinieri vicino a Ramallah. Tajani convoca l'ambasciatore israeliano. Individuato e identificato il corpo dell'ultimo ostaggio israeliano Rang Vili. Netanyahu promessa mantenuta. IDF notizie di intelligence su Vili confermate recentemente dalle informazioni di Hamas. Ancora, AIS a Milano Cortina, Piantedosi non opererà mai sul territorio italiano, polemica sul nulla. Attilio Fontana aveva dichiarato l'AIS sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente J.D. Vance e Marco Rubio. Poi la nota della regione Lombardia, commento in via ipotetica, nessuna conferma della presenza degli agenti. Il maltempo al sud, sempre su ADN Cronos, stato d'emergenza per 3 regioni, Sicilia, Sardegna, Calabria. Stanziati 100 milioni di euro per far fronte ai primi interventi. La Meloni, lo Stato è vicino ai territori più colpiti. I temi: Antonio Tajani incontra Marina Berlusconi a Milano, impegno sul referendum e rilancio delle politiche liberali, la colazione di lavoro per fare il punto della situazione politica sul futuro del partito, anche in vista del referendum sulla riforma della giustizia. Abbiamo poi Milano Cortina, Vianini, lavori, consegna le varianti di Tai e Valle di Cadore. Polemica sul post pubblicato e poi rimosso dal segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati Nordio, una retromarcia grottesca. Report Ranucci, tribunale annulla sanzione garante privacy su caso San Giuliano, l'ha stabilito il Tribunale di Roma, la RAI non dovrà più pagare la multa di 150.000 euro. Un'ultima notizia a proposito del botteghino: Checco Zalone resta in testa, 73 milioni di euro incassati con Buoncamino. I 60 anni di Nessuno mi può giudicare, Caterina Caselli nel testo Libertà e coraggio. Fabrizio Corona multato dalla Consob per 200.000 euro, ha violato il regolamento UE sulle criptovalute. E poi Australian Open, medico fisiatra Sinner ai quarti grazie a un recupero rapido, vi spiego i segreti. Allora, Eurovision, la RAI, è assoluta volontà che Israele partecipi, polemiche degli artisti riguardano gli artisti. Stamattina c'era Levante su Libero, c'era la notizia che lei ha detto se c'è Israele io dovessi vincere Sanremo, sapete che vincendo Sanremo si va all'Eurovision Song Contest, no, io non ci vado. Ce ne faremo una ragione, Levante, non ti preoccupare.
Ok, andiamo a sentire adesso che cosa è successo con il femminicidio di Manuela Petrangeli, sempre dall'ADN, condannata all'ergastolo Gianluca Molinaro, l'uomo che il 4 luglio del 24 ha aperto il fuoco con un fucile a canne mozze contro la sua ex compagna e madre di suo figlio Manuela Petrangeli, uccidendola. La sentenza è stata emessa dai giudici della prima corte d'assise di Roma dopo 4 ore di camera di consiglio. Manuela era una donna forte, solare e determinata che è stata barbaramente uccisa, strappata ai suoi affetti più cari per mano del padre di suo figlio, Gianluca Molinaro, un uomo vittima di se stesso e delle sue ossessioni patologiche, vittima del più brutale, arcaico e ancestrale modello di patriarcato nella relazione uomo-donna, frutto di stereotipi che Molinaro ha interpretato nel peggior modo possibile, aveva sottolineato lo scorso 25 novembre il pubblico ministero nel corso della requisitoria con cui aveva sollecitato la condanna all'ergastolo. In aula, nel corso delle udienze del processo, sono stati ripercorsi i messaggi con le tante offese e minacce inviate alla donna fino a poco prima del femminicidio. Molinaro, dopo il delitto compiuto in via degli Orseolo, poco distante dalla clinica dove lavorava la sua ex, si era costituito presso una caserma dei carabinieri, consegnando il fucile a canne mozze con cui aveva compiuto il femminicidio. Gli inquirenti avevano acquisito nell'indagine anche gli SMS scambiati con un amico prima del delitto, nel quale si legge: oggi forse prendo 2 piccioni con una fava, e in un altro, dopo l'omicidio della fisioterapista 51enne, dice: gli ho sparato 2 botti. L'imputato era presente in aula alla lettura della sentenza. Direi ampiamente che giustizia è stata fatta, veramente agghiacciante quanto vi ho appena letto. Pausa, ci ascoltiamo Pino Daniele, Sara, a tra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Non piangere, tienimi chiuso dentro questa stanza, rompi i tuoi giochi contro l'arroganza del mondo che è pieno di cose inutili da fare, cose inutili da dire, quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta in the middle of the night, in the middle of the night, in the middle of the night. Sarà, devi crescere, imparerai a guardare il cielo, ad inseguire un sogno vero nelle cose della vita, cose inutili da fare, yeah, cose inutili da dire, quante cose inutili abbiamo nella testa, ma il tuo sorriso resta in the middle of the night, in the middle of the night. Sei così fragile, sei così fragile. Sara,
sarà. Nuova a te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, l'anno era il 2001, la canzone Sara sarà, Sara è ovviamente Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele. Permettete, mi fa pensare questo pezzo appunto alla notizia che vi ho dato, la giustizia che è stata fatta su questo orribile femminicidio, su questo signore, veramente vorrei insultarlo ma preferisco evitare, che addirittura se n'è vantato con l'amico, le ho tirato 2 botti con la lupara. Ecco, io penso al padre e alla madre di questa povera donna. Tu metti al mondo una figlia, cerchi di fare del tuo meglio per farla crescere, per metterla nelle migliori condizioni di affrontare il mondo. Poi ti arriva un individuo del genere, prende una lupara, vi rendete conto? Roba, perché il fucile a canne mozze altro non è che la lupara, vi volevo informare di questo per chi se lo fosse dimenticato. Piglia una lupara e gli spara, manco fosse Chicago negli anni 30, manco fossimo veramente in una scena del Padrino. E io lo trovo orribile, veramente orribile. Questa canzone veramente da ferito a morte a tutte queste Sara che potevano essere e non sono state, grazie a qualche fenomeno di questo genere che poi ha ben pensato di informare l'amico. Gli ho sparato 2 botti, mamma mia, intellettuali proprio dove trovarli. Va bene, bocca mia, taci. Allora, alle 19:37 minuti e 40 secondi, il telefono è sempre aperto, 029294 7222, se volete essere dei nostri, se volete intervenire e commentare le ultime news. Tajani ha già detto che l'ambasciatore italiano in Svizzera rientrerà nel paese elvetico se le autorità giudiziarie collaboreranno. Tra l'altro, veramente, posso dirlo, la Svizzera ha fatto una figura da cioccolatai che la metà basta. Questo è quel paese nel quale i nostri frontalieri che ogni giorno attraversano la frontiera, sto parlando di voi, sto pensando proprio a voi, padri e madri di famiglia, ragazzi, ragazze, uomini, donne, che vi state costruendo un futuro lavorando duramente in quel paese. Ecco, questo è quel paese dove se tu butti una carta per terra, italiano qua, italiano là, torna al tuo paese, eccetera, eccetera, e cazzi vari. Però poi succede che 40 ragazzi muoiono in una maniera che definire atroce e fargli un complimento, e assistiamo a delle scene giuridiche che tu dici, ma questi qui il diritto dove ce l'hanno? Cioè, chi è al governo in Svizzera? Chi è che decide, chi è che gestisce la giustizia da quelle parti? I Puffi, Gargamella, cioè quello è il livello. Probabilmente Grande Puffo avrebbe dato una giustizia più pronta e certamente più sincera e seria rispetto a quello che stiamo vedendo in questi giorni. Moretti che arriva un amico, piglia, paga come si chiama, la cauzione, esce. Il sindaco che dice no, non mi dimetto, però guarda caso non facevano controlli da anni, veramente. Questi sono tutti questi miti esterofili che costruiamo sugli altri paesi, no? E poi però, alla prova dei fatti, alcuni di essi non rispondono certamente a questi miti. Diciamo che la Svizzera non risponde a questo mito di efficienza e di, come potremmo dire, inesorabile giustizia a cui noi di solito siamo associare la Confederazione Elvetica, non soltanto per gli orologi a cucù e il cioccolato. Vabbè, ma lasciamo perdere, che è meglio, va. Andiamo a vedere che cosa è successo in Israele, perché francamente anche questa è una storia abbastanza lunare, sempre sull'ADN Kronos. Fermi tutti, c'è un messaggio, vediamo un attimo chi è. Maurizio, ciao Maurizio, bene la liberazione con cauzione misteriosa dello svizzero Moretti, così i genitori dei figli morti bruciati sapranno dove trovarlo, dolore per dolore, resto chiacchiere. E infatti hai fatto chiacchiera da bar pure tu, complimenti.
Complimenti vivissimi, così i genitori sapranno dove trovarlo. Ma che cazzo stai dicendo, benedetti Dio? In uno stato di diritto non si ragiona così. Questa è chiacchiera da bar. Potevi risparmiartela proprio per i morti, per i genitori di quei morti, che non stanno facendo altro in questi giorni che chiedere giustizia con dignità, non vendetta. Dignità, Maurizio, dignità. Questo chiedono questi padri e queste madri, e basta, dai. Torniamo a noi. Allora, vi dicevo, vi porto in Israele. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, dice la DN Kronos, ha convocato oggi, lunedì 26 gennaio, l'ambasciatore di Israele in Italia per chiedere chiarimenti e confermare la dura protesta sull'episodio che ha visto coinvolti ieri 2 carabinieri in servizio presso il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme. L'ambasciata d'Italia a Tel Aviv, prosegue la nota, ha già rivolto una protesta formale al governo israeliano, rivolgendosi al Ministero degli Affari Esteri, al COGAT, allo Stato Maggiore delle IDF, la polizia e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza israeliano competente per i territori palestinesi. Cosa è successo? I 2 militari, i 2 carabinieri, erano ieri in visita di sopralluogo per preparare una missione degli ambasciatori UE in un villaggio vicino a Ramallah, territorio dell'autorità nazionale palestinese. I militari sono stati minacciati da un uomo armato in abiti civili, presumibilmente un colono israeliano, che ha puntato su di loro un fucile. I militari, passaporti e tesserini diplomatici, auto con targa diplomatica, sono stati interrogati dal civile. Seguendo le regole di ingaggio ricevute, hanno evitato di rispondere con violenza alle minacce iniziali. L'uomo ha passato loro una persona al telefono, non identificatasi, che ha affermato che i 2 si trovavano all'interno di un'area militare e dovevano allontanarsi. Da verifica col COGAT, Comando Militare Israeliano per Territori Palestinesi Occupati, è stato confermato che non esiste alcuna area militare in quel punto. Il personale militare dei carabinieri è rientrato incolume in consolato e ha riportato all'ambasciata e alla catena di comando dell'arma i fatti avvenuti. Intanto, il corpo del sergente maggiore israeliano Rangvili è stato individuato e identificato in un cimitero nella parte orientale di Gaza City, dove da ieri era in corso un'operazione su larga scala dell'esercito. Lo hanno riferito le IDF, precisando che la famiglia di Gvili è stata informata da rappresentanti militari e che il suo corpo verrà riportato in Israele per la sepoltura. Col ritrovamento del corpo dell'ufficiale è la prima volta del 2014 che non ci sono ostaggi israeliani nella striscia di Gaza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito un risultato straordinario per Israele il ritrovamento del corpo dell'ultimo ostaggio che si trovava ancora nella striscia. Avevo promesso di riportare tutti indietro e abbiamo riportato tutti indietro fino all'ultimo, ha detto Netanyahu parlando con la stampa alla Knesset. Ran è un eroe di Israele, è entrato per primo e uscito per ultimo, è tornato, ha aggiunto Netanyahu. Le informazioni di intelligence, scrive ancora l'ADN, che hanno reso possibile il ritrovamento del corpo di Rangvili erano note da tempo, ma una nuova raccolta di indizi e dati confermati da Hamas a Israele mediante i mediatori hanno recentemente fornito nuove conferme. A riferirne al recupero della salma avvenuto sono state le forze di difesa israeliane citate dal Times of Israel. Bene, questo è quanto. Diamo un'ultima occhiatina alla BBC, vediamo se nel mondo c'è qualcos'altro di nuovo. No, la BBC continua ad aprire con la questione dell'ICE nel Minnesota, questa telefonata appunto molto produttiva, ha detto Trump, tra lui e Tim Walz, che vi ricordo essere stato running mate, compagno della Harris nel tentativo di conquistare la Casa Bianca. Vi dico che invece, siccome alla cazzonaggine non c'è mai fine, la Francia discute il divieto di social media agli under 15 che è stato appoggiato da Macron sulla falsariga di quello che è stato fatto in Australia e che è durato l'espace d'un matin, sempre per parlare il linguaggio francese, proprio perché i ragazzi hanno tranquillamente aggirato il divieto statale facendo iscrivere i fratelli maggiori a Facebook e hanno ripreso serenamente a colloquiare con i social come meglio credono. Avanti così. A parte il fatto che molto spesso roba del genere spinge i ragazzi a passare al dark web, che è il lato più sporco
della rete, e francamente non è il caso. Va bene, noi chiudiamo qui, ci salutiamo con una bella canzone dell'84 di Raffaella Carrà, Rosso. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani sera 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.